Bene Paola, se Giove Pluvio ci darà tregua, possiamo finalmente partire per la nostra vacanza. Bagagli li abbiamo presi, le canne anche, la pupetta anche. Che cosa ci manca? Io direi di dare un'occhiatina al meteo. Che dici? No, il meteo! Bentornati al nostro appuntamento con il Budo Meteo. Vediamo subito le previsioni del tempo per il weekend. Continuano al tempo su tutta l'Italia, piogge abbondanti e temporali ci accompagneranno durante questo fine settimana. Purtroppo il vortice di bassa pressione rimane stabile sul nostro paese. Il più vasto fronte perturbato si troverà nella zona alpina, in particolar modo sull'Alto Adige, provocando l'ingrossamento dei torrenti e soprattutto dell'Adige. Si sconsiglia quindi di non andare in vacanza in montagna e soprattutto, se avevate intenzione di pescare, niente! Ciao a tutti amici della Good Terror, per questa nuova puntata saremo in Alta Val Venosta. Qualche giorno di vacanza ce lo meritiamo e consultato il nostro fido Pesca Maps decidiamo di partire per insediare le marmorate nell'alto corso dell'Adige. Sia il Trentino che l'Alto Adige sono dei veri e propri paradisi per la pesca alla trota in torrente, sia che peschiate con le esche naturali che con quelle artificiali. Sono inoltre un ottimo posto dove passare delle spensierate e rilassanti vacanze estive respirando un po' di sana aria montana. Oggi doveva essere un'altra puntata, dovevamo andare in Val Venosta, anzi siamo in Val Venosta, a pescare le trote marmorate wild sull'Adige. Ma purtroppo il panorama che ci siamo trovati, la situazione che ci siamo trovati è questa, guardate. Vi racconto un po' dove siamo. Ci troviamo in provincia di Bolzano, nella piana di Malles, tra il lago di Resia e il lago di San Valentino alla Muta. Il lago di Resia è un buon spot di pesca per trote, salmerini, persici, luci e coregoni ed è il più grande lago dell'Alto Adige. Si trova a circa 1500 metri sul livello del mare. È un lago artificiale ed è nato dalla scellerata unione di due laghi per la produzione di energia elettrica. Il povero piccolo paese che c'era in mezzo venne allagato e i suoi abitanti evacuati. Oggi si può ancora vedere parte del campanile della chiesetta sommersa che è diventato emblema delle acque del lago. Abbiamo alloggiato nel piccolo ma molto accogliente paesino di Borgusio, nell'ottima pensione Florian, che consiglio caldamente a tutti. Qua ci siamo trovati molto bene, i proprietari sono simpatici e molto cortesi, e noi abbiamo optato per una soluzione bed and breakfast spendendo 30 euro a testa con una prima colazione tipica, ben fornita e da leccarsi i baffi. Non c'è nemmeno più la speranza. Guarda, ma guarda. Spuzza di cappotto. È bellissimo, perché ogni tanto passi sopra un erbaio e sembra che mangi e poi senti duro tutto un colpo e quasi quasi ti emozioni, però tanto lo sai che sono le alghe.
La quantità di acqua devastante che sta mettendo in ginocchio l'Italia ci ha di fatto obbligato a cambiare progetti. Vabbè, colti un po' alla sprovvista e facendo un po' l'inventario dell'attrezzatura, decidiamo di pescare nel lago di San Valentino alla Muta tentando luci e grosse trote. Non vi terrò sulle spine inutilmente, non abbiamo catturato niente, ma tra la pioggia, il vento, il noleggio mancato della barca, l'attrezzatura sbagliata, non potevamo che capottare di brutto. Il problema non è che non ci siano i pesci, è che non li prendo. Dopo ore e ore passate in balia di pioggia e vento, con ormai addosso la carogna di un sonoro cappotto, passando sopra un ponticello, in un bellissimo piccolo corso d'acqua, eccola là, la trota losca, guardinga e in caccia. Il primo pensiero è ovviamente: come la posso prendere? Ma solo rotanti da Lucio e rappala da Marmorata, tutte esche decisamente enormi. La pioggia però ha fatto sì che ci sia abbondanza di vermi a terra. Decido quindi di provare una furbata in pieno stile Gudo Terror. Non sarà la tecnica più sopraffina, ma decido di usare la canna da spinning con una testina piombata e scata con il verme di terra. Neanche il tempo di lanciare il verme in acqua che... Mentre continuo a pescare queste simpatiche e affabili trote, mi accorgo di un particolare interessante di cui non avevo mai sentito parlare. Insomma ragazzi, prendeteci pure in giro, ma utilizzando il verme con la testa piombata, diversamente dall'amo normale, le trote non riescono a inghiottire e si ferrano sempre sul labbro. Schiacciando poi l'ardiglione è un gioco da ragazzi, liberarle e rilasciarle in bella forma. Certo, anche ferrare alle prime tocche è importante, ma se fatta bene diventa una tecnica simpatica, facile, che ha bisogno di una particolare sensibilità e che riserva grosse sorprese. Qualcuno potrebbe obiettare che con le trote da ripopolamento è facile, e infatti non posso che provare una curiosità spropositata di provare la stessa tecnica con delle rustiche al 100%, delle vere selvatiche dichiarate e... quale posto migliore di tramonti di sopra nel nostro bel Friuli? Ok, i nostri obiettivi di pesca vacanza sono stati stravolti, ma abbiamo un nuovo obiettivo. Prima del rientro però ci prendiamo ancora un giorno, di pioggia ovviamente, per visitare il bellissimo borgo medievale di Glorenza, piccola città murata e affascinante, dove abbiamo apprezzato molto la cucina locale. Anzi, devo dire, quella l'abbiamo apprezzata un po' dappertutto. Eccoci qua amici della Gudo Terror. La nostra avventura nel bellissimo Trentino purtroppo è finita. Però abbiamo deciso, vista la vicinanza con i confini dell'Austria, di fare un giretto per vedere se c'era qualche porcinello che potevamo portare a casa. E questo è il frutto di questa giornata così. Senza pesca, solo una bella camminata, aria fresca e tante cose buone da mangiare. Finiamo la nostra visita un po' per caso nello stupendo acquario di Prato dello Stelvio. Non credevo ai miei occhi, è stata un'esperienza stupenda che voglio condividere un po' con voi. Per cui, gustatevi questo spettacolo.
Bene amici, archiviata la bagnatissima vacanza in Alta Val Venosta, ci spostiamo immediatamente in Val Tramontina. Contattato il buon Simone Varnerin del gruppo Facebook Pescador Furlans, ritorniamo dove abbiamo girato il nostro quinto video a spinning. Il panorama è come sempre da film horror, nonostante la rara bellezza di questi luoghi. Anche il nostro Friuli effettivamente cela delle rare perle naturali incastonate in valli meravigliose. Il nostro spot questa volta sarà ancora più arduo da raggiungere e una lunghissima camminata ci porterà là, proprio là dove non osano nemmeno i camosci. Ci dirigiamo per qualche chilometro per sentieri non battuti e ci arrampicheremo sui massi che si trovano lungo il greto impervio del torrente. Ma come sempre, grazie alla buona guida di Simone, arriviamo nel nostro spettacolare terreno di caccia di oggi. Ottimo, l'esperimento è riuscito. Anche qui, con queste sospettose trote wild, funziona la tecnica provata in Alto Adige. Il setup è lo stesso, testina piombata da 3 grammi del numero 2 con ardiglione schiacciato e scatta con un vispo verme di terra. Mentre continuo a pescare, vado avanti a catturare una buona quantità di trote, ma tutte rimangono allamate alla bocca senza riuscire a ingerire. Ero un po' preoccupato da questo test. Abbiamo sempre sostenuto il catch and release in acqua dolce e se avessi visto che questa tecnica avrebbe rovinato o ucciso uno di questi stupendi esemplari, mi sarei fermato immediatamente. Certo, mi ripeto, è davvero molto importante ferrare le prime tocche del salmonide, ma la testina piombata fa comunque egregiamente il suo lavoro. E poi, la pesca è anche questo, no? Sperimentare, esplorare, testare, altrimenti sarebbe davvero una noia e a noi, mode e schemi vanno decisamente indigesti. Ecco come è proseguito il nostro esperimento.
La nostra avventura volge al termine, amici Goody, così come il nostro esperimento, e ci incamminiamo verso la lunga strada del ritorno. La nostra speranza è quella di poter tornare in futuro in questi luoghi stupendi, ritrovando questi habitat sani e intatti, esattamente come li abbiamo lasciati, e siamo inoltre soddisfatti di poter dire che ogni pesce è stato rilasciato incolume e in salute. Abbiamo sperimentato una tecnica di pesca diversa che funziona forse anche troppo bene, che permette con un po' di accortezza un rilascio sicuro del pesce anche pescando con il verme. Vi salutiamo tutti, fino alla prossima puntata, ricordandovi che è sempre il pescatore che fa la differenza. Se un pescatore è etico e responsabile, sarà sempre in grado di trattare le proprie prede in modo sportivo e onorevole.